Pronta l'edizione 2025 dei festeggiamenti in onore di San Calogero a Favara. Il comitato ha già allestito un ricco programma che si articola tra religiosità, tradizioni popolari e intrattenimento artistico. A presentarlo ieri al Castello Chiaramonte i componenti del comitato Giovanni Giglia e Giuseppina Vullo, assieme al parroco Don Michele Termine e alla presenza del sindaco Antonio Palumbo e dell'assessore Angelo Airofarulla, che hanno evidenziato come il comune di Favara, pur nelle ristrettezze economiche, è vicino ai comitati e alle associazioni, fornendo loro, oltre che il patrocinio, anche il supporto burocratico amministrativo per la buona riuscita delle feste. Il programma si articola in varie iniziative che coinvolgono non solo il popoloso e attivo quartiere di San Calogero, ma l'intera città di Favara. Luminari, animazione sociale, incontri tra fede, storia e tradizione popolare e naturalmente intrattenimento musicale. I festeggiamenti sono in programma da venerdì 25 luglio a lunedì 4 agosto. Programmati incontri nei quali si parlerà di pace del mondo, di vocazioni, alcuni momenti saranno dedicati agli anziani, ai giovani, ai migranti. Domenica 27 luglio, prima serata musicale e danzante con Peppuccio Barravecchia e i Tequila Show. Martedì 29 luglio, spazio al Burraco sotto le stelle, curato dall'associazione Blue and Red e da US Acli Sicilia. Sabato 2 agosto nel pomeriggio, raduno di auto e moto d'epoca e in serata il cabaret con Mariuccia Cannata, presentato da Giusy Moscato. Domenica 3 agosto, giornata interamente dedicata a San Calogero, in programma diverse sante messe, la prima all'alba alle ore 5:30, fino ad arrivare alla solenne celebrazione delle ore 19 e la successiva processione del simulacro di San Calogero per le vie della città, con il primo arrivo in piazza Cavour, dove ci saranno i fuochi d'artificio, e poi a mezzanotte il ritorno in chiesa e la chianata di San Calò al suono dei tradizionali tammura. Festeggiamenti che si concluderanno lunedì 4 agosto con il concerto dell'attesissimo cantante neomelodico Gianni Celeste. Ma sentiamo Don Michele. La parrocchia di San Calogero, ma l'intera città, si prepara a festeggiare il Santo Nero. San Calogero tra i più venerati in assoluto, soprattutto dalle nostre parti. Una festa religiosa, una festa popolare, una festa che ripercorre le tradizioni della città. Io direi anche una festa antica, perché come negli altri paesi a Favara San Calogero è festeggiato da tanto tempo, tanto che esisteva una chiesa della fine del 1600, magari adesso non c'è più, è stata costruita nel 1963 la nuova chiesa, però determina anche la presenza di un culto antico, anche la statua di San Calogero è antica. Ecco perché questa tradizione non si ferma, perché è voluta dai cittadini e anche dal comitato che ha organizzato questa festa. Dicevamo religiosità, ma anche tradizione popolare. Sì, tradizione popolare, perché il comitato si organizza con varie iniziative, con le raccolte che fanno con i cittadini, quali collaborano, e poi giorno finale, il 4, ci sarà anche la presenza di un cantante che animerà anche il momento di condivisione popolare. Qual è ancora l'attualità di San Calogero? Ma l'attualità di San Calogero è quella della missione, dell'evangelizzazione, perché lui è venuto in terra di Sicilia con il permesso del Papa del tempo per evangelizzare. Quindi la priorità di San Calogero oggi è quella della Chiesa, di testimoniare Cristo e di portare il Vangelo. Favara ha molta fede in San Calogero. Sì, devo dire sì, perché la gente viene a visitare anche il simulacro di San Calogero, e poi la festa è partecipata proprio il giorno 3 quest'anno, che corrisponde alla prima domenica di agosto, dove il santo viene venerato ogni anno secondo la tradizione favarese.